Villa Foscarini Rossi si trova a Stra, nel cuore del distretto calzaturiero. Con noi c'è Cristina Rossi. Buongiorno, è un vero piacere avervi qui, ospiti virtuali, di un posto che io amo molto. E si tratta di una dimora storica del 1600, voluta dalla famiglia Foscarini, commissionata dall'architetto Scamozzi, allievo del Palladio. Villa Foscarini è una realtà costituita di 3 edifici, e uno è una scuderia, un altro è una foresteria e un altro è una villa padronale. Quindi abbiamo 3 edifici sotto la stessa proprietà. Le 2, villa padronale e foresteria, hanno 2 anime che vivono di attività aperte al pubblico. In che modo siete legati al distretto calzaturiero? Perché la villa padronale è un museo della calzatura, in particolare è il museo della calzatura di Rossimoda, perché all'interno noi esponiamo 1500 calzature di lusso, d'alta moda di donna, con un'esposizione di 20 brand diversi, che sono stati prodotti dagli anni 60 ad oggi da Rossimoda, che è un'azienda fondata appunto negli anni 60 da Luigino Rossi, dove la caratteristica è stata quella di collaborare da Dior a Saint Laurent a Givenchy con i più grandi brand internazionali, e tuttora Rossimoda produce per i più grandi brand internazionali, e noi vogliamo raccontare in verità una storia sì di un'azienda, ma raccontiamo anche quella che è la realtà del distretto calzaturiero, così famoso, e motivo per il quale crediamo che questo matrimonio tra la villa e le calzature sia quanto mai azzeccato, perché il distretto nasce da questa abilità dei veneziani ancora nel 200 di produrre calzature molto preziose. Quindi Villa Foscarini ha queste 2 realtà: la villa padronale, che era la villa dei patrizi, ospita le abilità artigianali dei veneziani, e quindi è un ottimo matrimonio. Oltre al museo, voi ospitate anche diverse tipologie di evento. Assolutamente, la foresteria, che è appunto la casa dei foresti, che era stata voluta dai Foscarini per ospitare degli eventi importanti all'epoca. Addirittura gli affreschi sono stati commissionati in occasione di un matrimonio di un Foscarini con una Soranzo. Attualmente ospita tantissimi eventi aggregativi di diverso genere, quindi ovviamente dai sposalizi ai meeting, ai convegni, ai congressi, a fiere, a concerti, eventi culturali. Invitiamo tutti quindi a contattarvi per visitare la villa. Assolutamente, vi aspetto, e sarà un piacere e un onore condividere con voi il bello di questo territorio.